Maxi retata nel gotha del mondo politico veneto nell'ambito dell'inchiesta sui fondi neri partita con l'arresto di Piergiorgio Baita della Mantovani e proseguita con quella di Giovanni Mazzacurati, presidente del Consorzio Venezia Nuova. 35 le persone raggiunte stamane da ordinanze di custodia cautelare. Tutte sono rimaste agli arresti domiciliari, ad eccezione di Renato Chisso, l'assessore regionale alla mobilità, che è in carcere. Nei guai anche il consigliere regionale del PD, Gianpietro Marchese. Secondo indiscrezioni sarebbe finito in carcere anche Giancarlo Galan, che però, essendo parlamentare, la procura dovrà ottenere l'ok della commissione di Palazzo Madama. Chiesti gli arresti anche per Lia Sartori, che però è ancora europarlamentare. Decapitata anche la giunta comunale veneziana, ai domiciliari il sindaco Giorgio Orsoni, accusato di finanziamento illecito ai partiti. Un'operazione che azzera un'intera classe politica che gestiva da almeno un ventennio la costruzione delle infrastrutture nella regione. Sottolineo l'eccezionale lavoro fatto dalla Guardia di Finanza in questa indagine, un lavoro che ha appunto consentito di portare alla luce un sistema che... Accanto ai politici di spicco nella rete dei finanzieri, circa 300 che da stamane stanno lavorando all'inchiesta, sono finiti anche i dirigenti pubblici, i controllori, come i due ex presidenti del magistrato alle acque, Patrizio Cuccioletta e Maria Giovanna Piva. Il generale delle Fiamme Gialle in pensione, Emilio Spaziante, Enzo Casarin, ex sindaco di Martellago, accolto nella segreteria di Chisso, e poi imprenditori come Roberto Meneguzzo, fondatore e amministratore della Palladio Finanziaria. Tutto all'ombra degli appalti per il Mose e per altre costruzioni in project financing. 40 milioni di euro, tanta è la somma finora calcolata dal 2008 a oggi dai finanzieri della Polizia Tributaria di Venezia, che ha costituito i fondi neri creati in Svizzera e a San Marino per corrompere, finanziare illecitamente i partiti, costringere a rivelare segreti d'ufficio, a millantare crediti e a favorire personalmente qualcuno o qualcosa nel Veneto. Questa la lunga lista dei reati che viene contestata al sistema.